Incentivi per gli under 46, il 50% del contributo a fondo perduto e finanziamento fino a 60.000 euro. Amministrativa al Comune di Agrigento, Miccichè conferma la propria candidatura. ONG straniere in missione nel Mediterraneo soccorrono migranti e pretendono di sbarcare in Italia, montano nuova protesta. Domani la Valle dei Templi è ingresso gratuito e così ogni prima domenica del mese. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. È stato approvato un emendamento al decreto rilancio che modifica gli incentivi del famoso Resto al Sud. Il primo firmatario è il deputato 5 Stelle agrigentino Michele Sodano. Vediamo. Un emendamento inserito nel decreto rilancio è stato approvato alla Camera dei Deputati, primo firmatario l'onorevole agrigentino di 5 Stelle Michele Sodano. Il provvedimento previsto nell'articolo 245 del decreto modifica la misura Resto al Sud, si passa dal 35% al 50% a fondo perduto sull'investimento progettato. L'età viene estesa fino ai giovani di 46 anni e la quota dell'investimento soggetto a contributo viene anche elevata da 50.000 euro a 60.000. Ieri notte abbiamo finito i lavori nella Commissione bilancio sul decreto rilancio e un'importante modifica arriva sul fondo Resto al Sud. Il fondo Resto al Sud è un fondo che ha permesso a migliaia di siciliani e di meridionali di aprire le proprie imprese con degli incentivi fortissimi. Oggi, grazie alla mia modifica, cosa succede? Chi attraverso Invitalia farà richiesta per il fondo Resto al Sud avrà un contributo a fondo perduto che passa dal 35% al 50%, cioè significa che lo Stato ci mette il 50% dei soldi del tuo investimento e abbiamo anche aumentato la cifra finanziabile da 50.000 euro a 60.000 euro. Allora questa è un'occasione incredibile per fare impresa per tutti i meridionali che hanno sotto i 46 anni. Io ho sentito gli esperti del settore e sono entusiasti di questa modifica che abbiamo apportato. Adesso qual è una cosa importante? Girare comune per comune dell'Agrigentino, spiegare a tutti i giovani come poter utilizzare questa misura e questo è il mio prossimo obiettivo, cioè il mio obiettivo è circondarmi dei consulenti, di esperti del settore che possano dire ai giovani come aprire una loro attività imprenditoriale, perché il Sud ha bisogno di un nuovo tessuto di impresa sano e attraverso il decreto rilancio, con la modifica al Resto al Sud, noi diamo una spinta, un incentivo che non c'è mai stato, quindi sono veramente soddisfatto e ringrazio il Governo e il Ministro del Sud, il Ministro dell'Economia per avere da subito approvato questo mio emendamento al decreto rilancio. Da 3 giorni non si hanno notizie di una donna originaria di Favara, Vanessa Licata, 29 anni, che da anni risiede con la famiglia a Liegi. La giovane favarese, promessa del calcio, con un recente passato nella squadra femminile dello Standard Liegi, è stata vista l'ultima volta mercoledì 1 luglio intorno alle 22. Da allora si sono perse le sue tracce. C'è molta preoccupazione per questa misteriosa scomparsa, anche perché dopo appena 24 ore la sua automobile, una Volkswagen Polo bianca, è stata rinvenuta distrutta in Francia. La Polizia Federale si è messa sulle tracce di Vanessa Licata e ha lanciato anche un appello attraverso i media. La ragazza, soprannominata per il suo talento col pallone La Totti in onore del suo idolo, secondo alcune testimonianze, avrebbe problemi di salute e per tale ragione ha bisogno di cure mediche. Il presidente della regione siciliana, Nello Musumeci, con la sua ultima ordinanza in vigore dal 4 al 14 luglio, dispone di fatto la fine del distanziamento sociale nell'isola. Carmelo Lentini. Da oggi, sabato 4 luglio, sarà consentito viaggiare sui mezzi di trasporto pubblici e privati in Sicilia, compresi ovviamente quelli marittimi, con l'obbligo di indossare la mascherina. Si ritorna al passato, per cui non ci sarà più un distanziamento su pullman, treni, scafi, taxi, traghetti e tram. Questo provvedimento riguarderà solamente la regione Sicilia, grazie all'ordinanza dell'assessore siciliano alle infrastrutture e ai trasporti, Marco Falcone, il quale ha raccolto il grido d'aiuto dei sindaci impegnati nella difficile ripartenza di una stagione turistica penalizzata dall'emergenza Covid-19. Adesso sarà consentita l'occupazione del 100% dei posti a sedere e anche in piedi per i quali il mezzo è omologato nel rispetto
rispetto delle misure di carattere sanitario finalizzate alla prevenzione e al contenimento dell'infezione di Covid-19. La novità riguarderà gli scafi e navi diretti o provenienti da isole e arcipelaghi dalla Sicilia, una misura che percepisce le legittime aspettative di operatori turistici, albergatori ed esercenti. La Sicilia è la quarta regione ad assumere questa scelta dopo quelle che si sono adottate in Veneto, Liguria ed Emilia-Romagna. Ciò consentirà il riempimento al 100% dei posti e della capienza prevista, in deroga al distanziamento interpersonale di almeno 1 metro. Inoltre gli spostamenti infra e interregionali non sono soggetti ad alcuna limitazione, permanendo l'obbligo della mascherina in osservanza delle misure di contenimento del contagio. Tale misure, viene spiegato, si applicano pure al trasporto pubblico regionale e locale ferroviario, automobilistico ed extraurbano, non di linea e ai servizi autorizzati come taxi, noleggio con o senza conducente e autobus turistici. Attenzione però, perché l'ordinanza in via sperimentale sarà valida solo fino al 14 luglio. Solo dopo questo breve periodo si farà un bilancio della situazione e si adotteranno ulteriori provvedimenti. Parte dal capoluogo siciliano il biglietto integrato per viaggiare a Palermo su treni, bus e tram. L'iniziativa della Regione Siciliana, in collaborazione con Trenitalia, Amat e Comune di Palermo, prevede un ticket giornaliero. Successivamente l'iniziativa sarà estesa anche in altre città siciliane, come Catania e Messina, per favorire l'utilizzo del trasporto pubblico. Il progetto è stato presentato nella sala Alessi di Palazzo Orleans a Palermo, alla presenza dell'assessore Marco Falcone, l'amministratore delegato di Trenitalia Orazio Iacono, il sindaco di Palermo Leoluco Orlando e il governatore siciliano Nello Musumeci. La esigenza è quella di facilitare il passeggero, di incoraggiarlo a utilizzare i mezzi pubblici anche per decongestionare il traffico nelle grandi città e nelle adiacenze. Quindi un biglietto unico per il treno, per il tram e per l'autobus ci sembra una soluzione certamente non nuova nel contesto d'Italia, ma nuova per la Sicilia. Il progetto sperimentale parte da Palermo, ma sarà esteso a Catania e a Messina. Speriamo nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, con l'assessore ai trasporti Falcone e con gli altri enti interessati, di poter coinvolgere nel progetto anche gli scali aeroportuali. Grazie alla collaborazione tra le Ferrovie dello Stato, il Comune di Palermo, l'Amat e la Regione Siciliana, possiamo riprendere con più forza, in maniera innovativa, il tema della mobilità sostenibile. Un altro contributo alla visione che noi da Palermo portiamo avanti da anni di una mobilità sostenibile, e certamente è in sé una novità che rompe l'incantesimo ognuno pensa alla sua mobilità e conferma il ruolo dell'Amat come azienda leader del trasporto pubblico in Sicilia. 0 decessi, un nuovo contagio, appena 18 persone ricoverate. Sono i numeri relativi all'emergenza coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore, secondo quanto comunicato dal Ministero della Salute. Dalle 18 persone ricoverate, 2 si trovano in terapia intensiva. Conferma la propria candidatura, smentisce le voci del suo disimpegno e rilancia il proprio progetto per Agrigento, diverse e migliore. Questo in sintesi quanto emerso dalla conferenza stampa del candidato sindaco della città dei Templi, Franco Miccichè. Vediamo. Riparte la campagna di comunicazione da parte di Francesco Miccichè, candidato a sindaco della città alle prossime elezioni amministrative, dopo la pausa del Covid-19 che ha visto fermarsi un po' tutte le attività sociali per via dell'isolamento. In tanti si erano posti il problema di una non possibile riproposizione della sua candidatura, ma lo stesso dottore Miccichè ha smentito tale voci, anzi affermando che ripartiremo con più forza di prima. No, assolutamente falso. C'è stato sì un momento di silenzio, di riflessione, ma era per il rispetto dell'emergenza Covid. Io peraltro faccio il medico, quindi è il mio lavoro. Ma è completamente falso il fatto che io avevo cambiato idea, anzi stiamo ripartendo con
Con più forza, naturalmente, una campagna elettorale anomala, pochi incontri selezionati, limitati a pochissimi partecipanti e scaglionati anche nel tempo. Peccato perché quegli eventi che avevamo organizzato uno alla settimana, con tantissimi ragazzi, tantissimi professionisti, tantissimi operatori dei vari settori, hanno avuto un successo grandissimo. Ancora la gente se le ricorda, mi chiama, vuole sapere quando ripigliamo. Naturalmente non possiamo più riprendere quegli eventi con quel tono o con quei numeri dell'inverno scorso. Una campagna molto lunga è stata questa, anche atipica per via dell'improvviso blackout avvenuto. La candidatura di Miccichè è sempre più di carattere civico, con un programma elettorale già preparato con delle pillole che saranno approfondite da settembre in poi. Io rimango sempre civico, io mi sono candidato e anche sostenuto da amici miei soltanto per Agrigento, rimane la mia una lista civica e ci spenderemo per Agrigento. Già un programma elettorale preparato, a breve uscirò con delle pillole, tra virgolette, di programma, nel senso che tratteremo degli argomenti di tanto in tanto in maniera molto superficiale e poi il programma vero e proprio a settembre lo pubblicheremo. Sulla mia città io voglio essere ottimista, perché sennò non sarei sceso in campo. Voglio, tra virgolette, smontare Agrigento se dovesse essere eletto. Adesso c'è la pubblicità, tra poco vi aspetto. Caos sulla Ocean Viking, il comandante ha dichiarato lo stato d'emergenza parlando di rischi per la sicurezza dei migranti soccorsi e dell'equipaggio. I dettagli nel servizio. Sommossa e tensione altissima tra i 180 migranti soccorsi che si trovano a bordo della Ocean Viking. Alcuni di loro hanno minacciato di gettarsi in mare. La nave, da oltre una settimana al largo di Lampedusa, ha informato le autorità italiane della dichiarazione dello stato di emergenza alle 15:25 di ieri. Si tratta di un passo senza precedenti per la ONG, sottolinea SOS Mediterranee, innescato in un primo luogo dal rapido peggioramento della salute mentale di alcuni dei sopravvissuti a bordo, in particolare di un gruppo di 44 persone per cui l'equipaggio ha richiesto una evacuazione medica nelle prime ore del pomeriggio senza ricevere risposta positiva. Le 44 persone per le quali è stata richiesta assistenza si trovano in uno stato di acuto disagio mentale e hanno espresso l'intenzione di infliggere danni a se stessi e agli altri, compresi i membri dell'equipaggio. L'organizzazione non governativa SOS Mediterranee denuncia la mancanza di solidarietà dei paesi dell'Unione Europea. Ancora una volta siamo lasciati in un limbo senza alcuna indicazione di un porto di sbarco. Il direttore operativo di SOS Mediterranea accusa: siamo lasciati soli, abbiamo inviato ben 7 richieste alle autorità marittime italiane e maltesi, finora non abbiamo ricevuto risposte tranne 2 negative. I sopravvissuti hanno detto alle nostre squadre di soccorso di avere trascorso da 2 a 5 giorni in mare prima di essere salvati dalla Ocean Viking. Ciò significa che alcuni dei 180 sopravvissuti sono in condizioni precarie da più di 8 giorni. Questa condizione è inaccettabile. Tra i 180 migranti ci sono 25 minori, 17 dei quali non accompagnati. Una delle 2 donne a bordo è incinta di 5 mesi. Le persone sono state recuperate in 4 diverse operazioni in 5 giorni nelle aree italiane e maltesi. Una delle 4 operazioni di soccorso si è svolta nella regione di ricerca e soccorso sovrapposta italiana e maltese. Le altre 3 si sono svolte nella regione di ricerca e soccorso maltese. Non ci possono essere dubbi sulla responsabilità di consentire lo sbarco. Il diritto marittimo è chiaro, il salvataggio è completo solo quando i sopravvissuti hanno raggiunto un luogo sicuro e tale luogo deve essere fornito dalle autorità marittime competenti. 5 persone hanno espresso quindi intenzioni suicide. Molti salvati sono nervosi, mostrano segnali di depressione e sono estremamente esausti fisicamente e mentalmente. Un poliziotto è finito al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento dopo essere stato aggredito nella tarda serata di ieri da uno dei tunisini che si stavano allontanando dal centro d'accoglienza Villa Sicania di Siculiana. Il poliziotto ha riportato delle gravi fratture. Il Lions Club porta dei pacchi dona a una casa di riposo di Agrigento. Il nostro direttore Arturo Cantella. Ancora azioni di solidarietà da parte del Lions Club Valle dei Tempi, presieduto da Mariella Antinoro. Nello scorso fine settimana, dirigenti e soci del club hanno consegnato altri pacchi con alimenti a famiglie bisognose della città e alla casa di riposo per anziani Figlie di San Giuseppe di Agrigento, gestita dall'omonima congregazione di suori.
I pacchi con gli alimenti sono stati consegnati dalla presidente Mariella Antinoro. Il Club Agrigento Valle dei Templi in questo periodo di emergenza ha sospeso tutte le attività che con spirito di servizio ha portato a termine per il primo semestre e stava programmando e messo in cantiere nel secondo semestre, e ha rivolto particolare attenzione alla comunità, alle esigenze che purtroppo questo periodo di crisi ha determinato. E abbiamo in questo percorso attenzionato delle strutture appoggiandosi ai fari di luce che operano nella nostra comunità, e oggi siamo qui e poniamo la nostra attenzione alla casa di riposo Figli di San Giuseppe per poter portare un piccolo contributo e per poter portare anche il nostro conforto, considerato lo stato di crisi, lo stato di bisogno in cui versa questa struttura. La residenza per anziani Figli di San Giuseppe versa in condizioni economiche precarie. La casa ha 8 ospiti, gestite da 3 suore e 4 dipendenti, e con immensa fatica si riescono a pagare le bollette e gli stipendi. Gestiscono la struttura con i sussidi della casa madre, che ha sede a Oristano. L'appello di Suor Modestina a sostenerla fattivamente. Cioè, non vengono perché non possono pagare la tariffa che c'è. Questa è una casa privata. Noi dobbiamo pagare personale assicurato in tutti i modi, e poi le tasse, le bollette, non ce la facciamo. Allora abbiamo aumentato la tariffa, quella che devono pagare. Quindi certe persone non possono affrontare. Volevamo mettere come l'assistenza del comune, però non ce la danno. Quindi ci sono dei posti disponibili, ecco, per delle signore anziane che possono contattarvi e venire qui. Sì, e non possono compensare la spesa della casa, quella che chiediamo noi. Quindi anziani soli, bisognosi, che magari non hanno nessuna cura, possono venire qui presso questa struttura molto bella, residenziale, accogliente, abbiamo visto, con la cappella, Figlie di San Giuseppe. Sì, è proprio così. Tutti dicono è bella, però quelle che hanno la pensione sociale non possono venire. Se avesse un aiuto alle famiglie per poter pagare la retta del mese, penso che vengano. Per contattarvi convenzionate con comune. Dai il numero del telefono. 0922 26 176. Alla consegna, insieme al presidente Mariella Antinoro, era anche presente il dirigente del Club Lions Valle dei Templi, dottor Pippo Freni, delegato del governatore per i rapporti con le autorità ecclesiastiche, che ha lanciato il suo appello per la casa di riposo Figlie di San Giuseppe. Il problema qua è sostanzialmente diverso, perché la struttura versa in condizioni sicuramente precarie. Ci sono pochissimi ospiti e il personale a volte supera ovviamente gli ospiti. Non ci sono le risorse, perché non tutti hanno la disponibilità di poter pagare a fine mese la struttura, e quindi questo crea degli stati di disagio. Noi stiamo cercando adesso di venire incontro per sanare ovviamente queste criticità e dare una mano d'aiuto a questa casa di riposo, che è una casa di riposo di eccellenza, perché i servizi sono eccezionali, perché le suore da decenni svolgono questo tipo di servizio, è una congregazione molto unita. Speriamo di poter riuscire a dare un servizio dignitoso ovviamente a queste nonnine, e perché no, se qualcun altro arriva sicuramente sarebbe una grandissima mano d'aiuto. Domani, prima domenica del mese, la Valle dei Templi è aperta e gratuita. C'è il servizio. Prima domenica del mese con ingresso gratuito alla Valle dei Templi di Agrigento. L'accesso sarà comunque contingentato. Tra le proposte di visita anche natura ed archeologia. Visita al Tempio di Asclepio da oggi fino al 26 luglio alle 17:30 e alle 18:10. Si tratta di una passeggiata tra archeologia e botanica nell'area archeologica del santuario extraurbano di Asclepio, alla scoperta di un sito poco conosciuto che unisce la bellezza archeologica e paesaggistica del contesto antico ad un percorso botanico
moderno. Una visita particolare e inedita all'interno del santuario del dio della medicina, soffermandosi sulla simbiosi tra il paesaggio naturale, caratterizzato in antico dalla presenza di sorgenti, fiumi e un bosco sacro di querce ed ulivi, e l'area archeologica con le sue strutture connesse alle risorse naturali e ai rituali di guarigione. A giugno il parco ha accolto oltre 9.000 visitatori, 3.522 dei quali dall'8 al 25 giugno, ovvero al di là della settimana gratuita voluta dalla Regione ad inizio mese e 1.000.000 lo scorso fine settimana. Per avere un'idea, dice il direttore Roberto Sciarratta, beni come il Colosseo hanno registrato circa 900 ingressi al giorno. Siamo quindi molto ottimisti rispetto al futuro. Al momento arrivano soprattutto visitatori singoli, tra cui alcuni stranieri, e sappiamo che c'è interesse anche dal Giappone per l'arrivo di gruppi organizzati. I segnali di ripresa sono timidi, così come i numeri non sono quelli che si potevano registrare non più di un anno fa. La crescita è però progressiva e fa ben sperare ancora per il futuro. La Valle dei Templi infatti si presenta oggi come uno dei siti culturali con il maggior accesso post-Covid, non solo in Sicilia ma anche nell'intera Italia. Domenica 12 luglio alle ore 19 in Piazza della Repubblica a Mazara del Vallo sarà celebrata la Santa Messa nell'anniversario di ordinazione presbiteriale di Monsignor Mogavero. Il tutto organizzato nel rispetto delle norme anti-Covid. Inoltre la messa si potrà seguire in diretta sullo schermo gigante allestito per l'occasione e in diretta sui canali social della diocesi e sul sito diocesano. 50° all'ordinazione di un vescovo che sin dall'inizio e anche prima ispirava la sua azione all'aiuto degli ultimi, in particolare degli ultimi tra gli ultimi. Quindi parlare di Mogavero riporta le vicende che riguardano l'integrazione e l'interculturalità. Oltretutto è una città, Mazara del Vallo, simbolo dell'incontro tra culture. Dista a meno 200 km dalle coste tunisine nel Nord Africa, presente ai tratti tipici dei quartieri impianto urbanistico islamico tipico delle Medine, chiamato Kashba, 15% degli abitanti è di religione musulmana. Quindi, come non citare Operatori di Pace, il progetto che la diocesi di Mazara del Vallo dona al vescovo Monsignor Domenico Mogavero, come segno concreto in occasione del suo 50° di sacerdozio. Il progetto vedrà la nascita di un centro interreligioso per l'integrazione e la cittadinanza interculturale e sarà rivolto ai giovani europei, a quelli provenienti dall'Africa, per così avviare processi interculturali di scambio di riflessioni sociali, politiche, economiche e religiose. L'obiettivo è quello di far diventare il Mediterraneo uno dei luoghi dove sorgono i nuovi discorsi e i nuovi paradigmi dell'umano, del cambiamento, dove la cultura dell'incontro e la civiltà del dialogo siano il piano regolatore urbano-umano. In quest'ottica si guarda alla nascita di nuove figure professionali mediterranee, esperte in architettura e progettazione dell'umano, interculturale e interreligioso, gli operatori di pace appunto. Una seconda tappa sarà la nascita di un presidio della preghiera simbolicamente sull'isola di Pantelleria, proprio per riprendere quanto detto da Papa Francesco. La Chiesa sia isola di misericordia in mezzo al mare dell'indifferenza. E poi anche laboratori seminariali annuali di ricerca e studio, summer school e incontri internazionali, da svolgere a Mazara del Vallo e Pantelleria. Un progetto che lo scorso gennaio è stato presentato dal Vescovo al Papa durante un'udienza privata e il Pontefice ne ha condiviso l'idea e il percorso, coinvolgendo la sezione migranti e rifugiati del Vaticano. Un primo sostegno è arrivato dalla Conferenza Episcopale Italiana, ma il progetto si muove nella logica di condivisione dell'intero territorio diocesano, attraverso le libere donazioni di ogni singola persona, segni di dono al Vescovo per il suo 50° anniversario di sacerdozio. Adesso c'è la seconda e ultima pausa pubblicitaria, tra poco vi aspetto. Tartarughe marine e altri 2 nidi in provincia di Siracusa e Ragusa. Vediamo. Boom di nidi di tartaruga marina in Sicilia. La regione si conferma così l'isola delle tartarughe. Nelle scorse ore altre 2 nidificazioni sono state individuate e messe in sicurezza dal WWF a Maganuco, in provincia di Ragusa, e a Isola delle Correnti, a Portopalo, in provincia di Siracusa. Il nido ragusano è stato scoperto grazie alla segnalazione dell'operatore Giuseppe Arena, che aveva segnalato l'anno scorso il nido di Marina di Modica e che ha riconosciuto le tracce mentre era intento nelle operazioni di pulizia della spiaggia e ha avvertito il WWF. Giunta sul posto, l'operatrice Life Euroturtles e volontaria WWF Oleana Prato ha confermato la presenza delle uova, ha traslocato il nido di qualche metro per allontanarlo in sicurezza dalla linea di costa e ha avvertito Capitaneria e Ripartizione Faunistica di Ragusa. Nelle vicinanze è presente anche il nido di Marina di Modica.
Il nido di Isola delle Correnti è stato invece individuato grazie al monitoraggio delle spiagge di Marzia e Giada, 9 anni, socia WWF, madre e figlia, che hanno scoperto con grande sorpresa nel corso delle loro camminate mattutine sulla battigia le inconfondibili tracce lasciate da mamma tartaruga in escursione, simili ad un mezzo cingolato, e hanno avvertito il WWF. Questi straordinari risultati si devono anche grazie all'ottimo lavoro di sensibilizzazione e informazione svolto dal WWF negli ultimi anni in Sicilia, grazie all'impegno dei volontari sostenuto anche dal progetto europeo Life Euroturtles. Si è creato un vero e proprio network che coinvolge attivamente cittadini residenti, turisti, operatori balneari e capitanerie di porto. Le segnalazioni giunte alle capitanerie vengono poi girate al WWF che giunge con tempestività sul posto. Gli operatori balneari sono oggi ottimi alleati, hanno capito che un nido è un vanto per il lido, non un impedimento, perché attrae turisti curiosi, mentre fino a qualche anno fa c'era chi temeva che le spiagge scelte dalle tartarughe venissero chiuse alla fruizione del pubblico. Recentemente è arrivata anche la notizia di una Chelonia midas, la rara tartaruga verde, molto meno frequente in Mediterraneo rispetto alla caretta caretta, rinvenuta dai pescatori della Nereide nel Golfo di Taranto e consegnata agli operatori del WWF. Ora si trova in una delle vasche del centro recupero di Policoro in attesa di esami diagnostici approfonditi. Il delitto Mattarella inaugura il ritorno dei film sul grande schermo dopo il lungo blocco dei mesi scorsi. C'è il servizio. Il delitto Mattarella noi lo avevamo anticipato attraverso un servizio giornalistico andato in onda settimane addietro che sarebbe uscito in questi giorni nelle sale cinematografiche di tutta Italia, alla visione di quanti vorranno capire e vivere ciò che era il clima politico, ma non solo, di quella Sicilia degli anni '80. Un Piersanti Mattarella brillante amministratore, lungimirante presidente della regione siciliana, che voleva mettere un punto, dire basta e girare pagina a quel modo che aveva figli contraddistinto l'andazzo della nostra regione. Lui, il primo cittadino per eccellenza della nostra isola, avversato da tanti appartenenti al suo partito, la vecchia Democrazia Cristiana, contrastato per quel percorso di rottura col passato. Fra le scene che, secondo me, più dure, ma che aiutano a riflettere vedendo il film, le parole cruente e dure di quel Vito Ciancimino che lo attaccò duramente al rientro di un viaggio nella capitale di Mattarella. L'oggetto di quell'incontro era destinato nel film a ben altre segretezze, ma che di riservato poi alla fine non ebbe nulla. Da registrare la presenza in sala anche di alcuni giovani che, nonostante la bella serata di inizio luglio, anziché fare rotta verso un ritrovo estivo come da consuetudine, da me contattati hanno risposto che volevano esserci per aiutare a capire quello spaccato di Sicilia attraverso quest'altro contributo che è stato offerto a noi e a loro dal regista Aurelio Grimaldi. Ma è singolare anche che la pellicola sia uscita nel 2020, a 40 anni di distanza da quella triste data, ma soprattutto 2020 annata segnata da cose inedite e scenari, usando un inglesismo, dai tanti work in progress. Noi abbiamo voluto sentire in merito all'uscita della pellicola il primo cittadino di Alcamo, 50.000 abitanti, capoluogo naturale del Golfo di Castellammare. Vediamo quanto ci ha dichiarato Domenico Surdi. Stoppato per il Covid-19, programmato per marzo scorso, adesso ce lo ritroviamo nelle sale cinematografiche, 40 anni dal delitto Mattarella. Lei da primo cittadino cosa auspica che venga fuori? Tanto lo andrò a vedere sicuramente con grande piacere e grande anche passione, perché si tratta di una pagina della nostra storia, della storia siciliana, triste, ma oggi certamente per noi, le nuove generazioni, soprattutto di amministratori, vorrei dire, quindi per i politici è molto importante, perché Mattarella ha lasciato degli insegnamenti non solo per il suo impegno
antimafia e quindi per la legalità, ma ci sono importanti riforme che dal punto di vista amministrativo ha proposto da Presidente della Regione Siciliana, e quindi è certamente un cittadino siciliano che merita di essere ricordato, e quindi il film in questo senso è un momento molto importante. Spero che venga visto soprattutto dai più giovani, dai nostri studenti, da chi non ha vissuto quegli anni e quindi non ha memoria di quella pagina triste, ma ripeto, al contempo c'è un grande insegnamento che va portato avanti. Sì, Mattarella era nato a Castellammare del Golfo, ma lui ha dato per Alcamo, ma Alcamo gli ha dato anche tanto a lui. Molto presente sul territorio, anche questo credo che fosse un tratto, che sia un tratto importante da ricordare e da tenere in mente. La politica che è presente sul territorio, che dialoga con le città, con i comuni, credo che sia davvero qualcosa da rimettere al centro, e quindi ha un motivo in più per andare a vedere il film. Idee e progetti per l'Acragas. Sonia Giordano, il nuovo vicepresidente, si presenta alla città e lancia un appello ai tifosi. Vediamo. Mi trovo qua, come vedete, nello stadio dell'Acragas, che ho scelto come squadra perché vorrei, in qualche maniera, so che sembra magari troppo peccare di presunzione, ma vorrei cambiare il mondo del calcio, perché credo che l'unica società che veramente io amo, seguo, perché è comunque strutturata in maniera come piace a me, è l'Atalanta. Quindi ecco, io vorrei portare un'Atalanta in Sicilia. La domanda perché mi scelgo la Sicilia, ho detto già parecchie volte che ho scelto quest'isola, questa gente, perché credo che siano persone che ancora credono nei colori delle maglie, nella tifoseria del calcio, ancora vivono per queste emozioni, cosa che purtroppo, anche se sono del nord, al nord sono molto cambiate le cose. Non è una discriminazione contro il nord, non è nulla contro le squadre del nord, è semplicemente che io ho seguito l'Acragas, non è da pochi mesi, da parecchio tempo, sono andata a leggermi la loro storia, hanno avuto degli alti e bassi abbastanza come dire, importanti, e quindi mi piacerebbe riportare questa squadra ai vertici, dove merita, secondo me, di essere, non solo per un discorso calcistico, ma anche per questa tifoseria che credo lo meriti, perché ancora oggi, nonostante gli alti e bassi, comunque sono sempre vicini a questa squadra. E poi credo che ci sia il momento di creare un qualcosa di nuovo, no? E penso che la Sicilia è una delle isole più belle dove si può trovare tutto, la chiusura e l'apertura a 360 gradi. Ci credo in questo progetto, ho alle spalle persone che mi possono sostenere sotto tutti i punti di vista, però devo dire che mi serve molto anche il sostegno dei tifosi e delle persone del posto, e spero che, detto proprio come va detto, mi amino più nei momenti difficili che in quelli dove ci sarà da esultare, insomma. Questo è quello che è il mio pensiero. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione, per essere stati con noi e buon weekend. A presto.